Ciao a tutti gli amici del circuito ERT, a tutti gli amici del teatro, a tutti gli amici friulani e agli appassionati del giallo in generale. Oggi vi racconto un po' perché fare Agatha Christie ancora a teatro, perché il testimone d'accusa nello specifico. C'è una storia molto curiosa all'origine di questo racconto. Dunque la Christie vive una sua grande storia d'amore con quest'uomo, Christie, il quale le darà il cognome, e al termine della quale storia quest'uomo la lascia e quindi lei scrive questo testo un po' per vendicarsi. Il testimone d'accusa è un testo che nasce da un racconto, poi viene fatto un adattamento teatrale, poi diventa un'edizione fortunatissima cinematografica e oggi è di nuovo uno spettacolo teatrale. Per me il bello di questo dramma, di questo legal drama, che è il legal drama per eccellenza, è forse proprio nel suo investigare cosa succede nella mente del cattivo, dell'assassino. Io credo che ancora tutti noi siamo affascinati da questo genere di storie perché ci piace sapere che cosa c'è nella mente del cattivo e come la Christie è padrona, è maestra dell'affabulazione del crime, tanto da tenerci incollati alla sedia, ed è bellissimo vedere le reazioni del pubblico a questo spettacolo. Voglio dire, questa è la terza edizione, il terzo anno, e ancora si sente la gente sulle poltrone che a un certo punto ai colpi di scena che arrivano matematici sulle poltrone si sente questo è bellissimo.